Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta, vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 4906 054. Buon venerdì a tutti quanti e in questo venerdì parliamo di un argomento che insomma lo troviamo spesso perché è un argomento importante che ci riguarda e che dovrebbe trovare una soluzione. Parliamo dei migranti e ci chiediamo anche cosa percepiamo che sia una questione umanitaria o, da quello che poi emerge nella cronaca, è un grande affare, è un business. E ne discutiamo con piacere dando il ben ritrovato al senatore Andrea Ostellari della Lega Nord. Benvenuto senatore. Buongiorno. Grazie a voi. Il piacere di avere in studio con noi Alberto Panfiglio, sindaco di Cona, Venezia. Non un momento facile per lei, dopo me lo dice. Buongiorno. E il piacere di avere in studio con noi Alessandro Luigi Bisato, sarebbe, perché lei ha il doppio nome, segretario del Partito Democratico nella Regione del Veneto. Benvenuto anche a lei. Situazione complicata, intanto diamo subito una indicazione. Panfilio, perché aprendo questa mattina i giornali, chi avrà letto la cronaca della regione e poi andando magari nello specifico, in questo caso la cronaca del veneziano, avrà trovato due articoli un po' particolari. In uno c'era scritto Cona chiude e dovrà chiudere, nell'altro non si sa. Diamo un'indicazione, lei ieri ha parlato col prefetto prima del vertice dei prefetti. Certo, sì. Ieri abbiamo avuto un incontro e questo incontro è iniziato con una mia domanda. C'è l'obiettivo di chiudere la base di Conetta oltre a quella di Bagnoli? Perché quello è il presupposto. C'è l'indicazione politica di farlo? La risposta è stata sì. E dunque passiamo dalle dichiarazioni delle feste a un vero obiettivo. Il problema qual è? È la strategia e le modalità. Su questo ne abbiamo parlato. Ne avete parlato e quindi cosa diciamo alla gente che è a casa? Conetta chiude, non chiude? Che garanzie le hanno dato? Guardi, io ho vissuto questa storia di 4 anni e ho capito una cosa, che sembra impossibile, ma qui la politica c'entra poco. C'entrava poco prima, nel senso non c'era un'attività di governo che volesse gestire, tutto era demandato a dei burocrati, a dei super prefetti, anzi uno in particolare, che ha deciso di fare quell'azione lì. In questo momento, parlando con il prefetto dottor Zappalorto, lui ha ricevuto delle indicazioni da parte del Ministero, ma non dal vertice politico. Serve un'azione politica per raggiungere un risultato. Senza fare rumore, senza proclami, si va direttamente al risultato. Si può fare in una settimana. Si può fare in una settimana. 049 4906 054, allora cosa ne pensate? È un business? Si aiutano davvero le persone che hanno bisogno? Cioè è una questione umanitaria? Perché facciamo confusione? Allora, senatore Ostellari, 14 aprile 2018 l'intercettazione dice ciò. È vero, ne abbiamo fatte di porcherie, però quando le potevamo fare? A parlare così era stato l'ex prefetto di Padova. E ancora, usiamo immobili che non hanno più valore e ci buttiamo dentro i profughi. Sappiamo che 5-6 euro li facciamo, sappiamo che all'anno faremo 600.000 euro di utili, un giro d'affari da milioni, senza esserci rotti, non dico la parola, ma ve la dico così, i cosiddetti. Queste sono le intercettazioni ultime che vi dico, che vengono da Stefano Fuso, il quale gestiva questa situazione ad Ereclea. Il cibo non è che dobbiamo dargli il pranzo di Natale, loro mangiano riso scotto e pollo sugo, la pasta la vai a prendere alla Barilla quando mancano 2 mesi alla scadenza e ti buttano fuori i sacchi a 5-6 centesimi al chilo. Il pasto, che dovrebbe essere di 6 euro, alla fine lo paghi 3 euro. E le intercettazioni sono queste. La Patrizia Impresa dice di essere stata fraintesa. Allora, sulla questione migranti, che sensazione abbiamo noi che ascoltiamo tutto questo? Che ci sia tanto business e che forse la Patrizia Impresa sia stata fraintesa, giusto? Allora, io distinguerei e metterei alcuni punti. Il primo, dal punto di vista giudiziario, queste sono intercettazioni che arrivano, quindi vengono messe a conoscenza di tutti noi, estrapolate quindi da un fascicolo processuale. Lo dico
lo dico da avvocato, ma anche da presidente di una commissione giustizia al Senato, dobbiamo sempre fare molta attenzione a quello che viene estrapolato dai fascicoli. Le responsabilità, se ci sono, è giusto che vengano accertate e saranno accertate, e chi ha sbagliato deve pagare. E questo è un ragionamento, diciamo, di principio e di uno Stato di diritto che deve sempre essere incentrato su questa linea. È chiaro che però evidentemente qualcosa non è andato. Però queste intercettazioni sono ci sono forti, perché se io ascolto Fuso e dice il segreto è semplice, avere un prefetto che ti mette dentro i profughi e ti fa guadagnare. Ci sono dei dati oggettivi, che fanno ovviamente preoccupare, e fanno preoccupare e purtroppo danno ragione a una parte politica, quale la nostra, che aveva giornalmente denunciato che in quelle fattispecie c'era qualcosa che non andava, che probabilmente c'erano queste cooperative che lucravano, che probabilmente c'erano controlli che non venivano effettuati, e che evidentemente c'era una linea politica da parte di chi? Da parte del governo centrale, ricordiamo c'era Alfano, c'era un governo matrice PD, c'era Renzi, che non aveva dato un indirizzo chiaro sugli sbarchi, non aveva dato un indirizzo chiaro nemmeno sulla gestione, e avevano lasciato che poi le prefetture in qualche modo si dovessero arrangiare. Purtroppo alcune prefetture, probabilmente come quella di Padova, adesso vediamo appunto gli accertamenti, ma pare abbia gestito in maniera non regolare. L'impresa pare che sia stata iscritta, almeno così risulterebbe. Poi vabbè, andremo alle ultime notizie? Però non voglio, ecco, vediamo. Quindi lei dice c'era un governo di centrosinistra, sì, c'era un governo di centrosinistra che non sapeva dare delle indicazioni sulla gestione sbarchi e sulla gestione dei migranti. Esatto, prima Panfiglio diceva ma in realtà la politica c'entra poco, ci sono i burocrati, però attenzione, oggi la politica invece sta facendo qualcosa. Rispetto allo stesso periodo del 2017 noi abbiamo il 65% di sbarchi in meno, e questo è un risultato che ottiene la politica con un indirizzo. Se domani chiudiamo Conetta e Bagnoli, così come è stato detto dal ministro Salvini, lo chiudiamo su iniziativa di una volontà politica. Poi i burocrati devono eseguire. Che non c'erano scelte politiche chiare, non c'erano obiettivi, non c'erano strategie. Quando io ho incontrato i vertici del PD a Padova, l'unica risposta che mi hanno detto, era il 2015 circa, è che noi abbiamo bisogno di voti di Alfano. Ma insomma, si sono messi le mani nei capelli. 049 4906 05 Posso citare la data e il nome delle persone? Posso dire una cosa? Allora, esatto, qui abbiamo Panfiglio che dice una cosa importante, dice che si chiudevano, non vedo, non sento, non parlo, le tre scimmiette, perché c'è bisogno però c'è stato un doppio Alfano dei voti di Alfano, di Minniti. Sì, c'è stato anche Minniti. Cosa risponde alle accuse di Panfiglio, che sono accuse importanti? Dovevate sostenere, avevate bisogno di Alfano. Cerco di fare un ragionamento compiuto rispetto alle cose che ho sentito, a tutte, compresa anche questa affermazione del collega, perché io sono anch'io sindaco di un comune vicino a Padova e che accoglie migranti senza averlo voluto. Allora, perché dico mettiamo in fila? Visto che non sono passati 40 anni, ma ne sono passati 3 o 4, la memoria di tutti noi che eravamo nel pieno della vicenda è, come dire, precisa, puntuale. Ci sono delle obiettive responsabilità politiche per come ci trovavamo in quei giorni, perché guardate, io non mi sento di buttare la croce addosso a un prefetto, anche se è chiaro che se poi ha commesso degli errori gravi ne deve pagare le conseguenze, al di là del estrapolare mezza parola in un'intercettazione, quando si sa che parlando per telefono possono esserci delle affermazioni più o meno crude. Ho capito, Bisato, però se io sento un prefetto, mi scusi, e dice è vero, ne abbiamo fatti porcherie, però quando le potevamo fare, cosa capisco? Che potevi fare quello che volevi, però a un certo punto non sei più potuto farlo. Dottoressa, mi lasci precisare, perché il punto è proprio questo. Ecco. Nelle ore in cui arrivavano decine di persone in pullman,
giorno per giorno. E i prefetti, come era loro obbligo, dovevano trovare il posto per queste persone da dormire e da mangiare, per non lasciarle in mezzo alla strada o per rimandarle con un altro pullman in giro per la provincia, come ad esempio è avvenuto a Treviso in quei giorni, perché qualcuno faceva i comitati contro quando arrivava il pullman. Bisogna trovare delle soluzioni, sic et simpliciter, dalla sera alla mattina. Allora le soluzioni che noi dagli incontri con la prefettura, perché io ricordo benissimo quelle di Padova, ce le ho stampate in faccia e in testa, siccome io sono stato il destinatario il giorno dopo dell'ultimo incontro fatto dal prefetto impresa in cui diceva a cuore aperto: cari sindaci, o tutti assieme troviamo una soluzione e ognuno si fa carico, in quel momento si parlava di un migrante ogni 1000 risposto sono. Mi ha chiamato al telefono, mi hanno convocato in prefettura e mi hanno detto: abbiamo trovato da un punto di vista privatistico, in accordo con un albergo, la possibilità di far arrivare a 90-63 persone. Allora, visto che eravamo tutti impreparati, vuol dire che comunque c'era una Capito? Ma l'impreparazione... Cioè, perché se il Ministero dell'Interno ti cala per emanazione del prefetto questi profughi, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Benissimo, ma allora la frase estrapolata potrebbe voler dire quello? Cioè, ne abbiamo parlato di tutti i colori in situazioni di emergenza. Ma attenzione, io non ho nulla a che spartire, quindi non devo difendere nessuno. Io dico quello che ho vissuto sulla mia pelle. Ma quindi, quindi la colpa di chi è? Dei sindaci, no? Sa, una situazione complessa. Una situazione complessa non ha mai, per come posso vederla io da amministratore locale, penso che il collega magari in disaccordo su molte delle affermazioni che posso esprimere qui oggi, ma in linea di concetto generale possa capirmi, una situazione complessa non ha mai una risposta semplicistica, lineare la si può trovare col tempo. La conseguenza di Conetta e di Bagnoli è che non si è voluta fare pervicacemente, politicamente, si è fomentato il clima che non si dovessero distribuire equamente nel territorio. Da parte della Lega Nord. Della Lega Nord. Quindi 049 è colpa di Salvini, se è scoppiato il caso. 049 490 66054 se volete intervenire oggi. Allora, vi sembra la questione dei migranti è diventata una questione umanitaria, o avete la sensazione che sia un affare, un business, un guadagno, e quindi insomma, li facciamo arrivare perché insomma alla fine posso fare un'ultima precisazione? È chiaro che è un affare per chi accoglie. Ma a maggior ragione se ne accolgo 10 ho più possibilità di controllare, di verificare, di chiedere che ci sia rispetto della convenzione con la prefettura, e quando invece li ammasso a 800 è più difficile stabilire se a quelli insegno l'italiano, se gli do effettivamente da mangiare mattina, sera e a pranzo, se gli cambio le lenzuola, perché quelli diventano bestie, sono ammassate come bestie. Allora, mi permetto di intervenire perché io ho vissuto questa situazione. Su molte cose tu sai che sono d'accordo su quello che è successo, però ci sono stati parlamentari del PD che sono entrati a Cona più volte e hanno detto che tutto funzionava, che i corsi venivano fatti, che le persone parlavano l'italiano, e si sono girati dall'altra parte, oppure sono degli incompetenti. Questi sono dei verbali che io ho copia che posso fornire. Allora, ne discutiamo dopo la pubblicità, perché anch'io ho il tassativo. 049 4906 054, che cosa ne pensate? Aspettiamo i vostri commenti. A dopo. Tornati in diretta, e le pause sono sempre di riflessione, mettiamola così. Pafiglio ci stava dicendo: io ho le copie dei verbali nei quali si dice che io devo essere tenuto lontano perché quando vado vedo e dico. Poi ho avuto degli esponenti del Partito Democratico che dicevano tutto bene, tutto a posto, tutto in ordine. Questa è la storia, non sto raccontando nulla che non sia trascritto o in intercettazioni o
in verbali. La mia linea non è mai stata una linea che andava a sposare quella di partiti di governo o di opposizione. Io non ho nessun questo va riconosciuto, è vero. politico. Dunque io ho parlato sempre di rispetto delle persone in primis, e queste forme in cui è stato costruito CONA non creava condizioni di civiltà. Dunque la mia lotta è stata sempre di civiltà. Chi mi ha aiutato a evitare forme di inciviltà? La parola è nessuno. Chi ha costruito CONA? Il consulente di Eco Officina, tale Simone Borile, che diceva testualmente al prefetto Cuttaia: dobbiamo montare le tende. Dopodiché sappiamo com'è andata, gente che è morta, rischi, i verbali dell'ASL che era comandata di servizio dal sottoscritto dicevano chiaramente i rischi delle concentrazioni. Anche perché ricordiamo, il sindaco è responsabile dell'igiene, della sicurezza, non è una cosa dobbiamo da poco. chiarire responsabilità politiche e la storia lo farà, ma la domanda mia, anzi l'affermazione mia, è che il PD doveva gestire con più coraggio, con degli obiettivi, con delle strategie che non si fermassero all'accordo Stato-Regione, doveva superarlo, non c'è riuscito ed ha pagato. Ostellari, Perché il PD è stato ripreso 3 volte almeno. No, però lei ha detto che è tutta colpa della Lega, cioè ha detto che è colpa della Lega la situazione, perché è colpa della Lega, è colpa di Salvini. E secondo una ricostruzione che ne fanno loro, cioè soprattutto quelli della sinistra, la colpa sarebbe della Lega o dei sindaci della Lega, degli amministratori della Lega, perché non avevano aderito alla cosiddetta accoglienza diffusa. Ora, noi a quella abbiamo sempre detto chiaramente no, perché? Perché non c'era un disegno chiaro dall'origine. Tu non puoi risolvere il problema se non hai chiaro qual è la tua intenzione in relazione ovviamente a un fenomeno come quello dell'immigrazione, e soprattutto non puoi prendere in giro e continuamente prendere in giro i tuoi cittadini e il tuo popolo dicendo che tanta gente sta scappando dalla guerra, poverini, bisogna che li aiutiamo, perché quella non era la verità. E purtroppo anche questi avvenimenti e questi fatti hanno dimostrato che quella non è la verità. Se oggi noi abbiamo un 65% in meno di sbarchi, significa che prima qualcuno lucrava sulle persone, e quella è una tratta di esseri umani. Quindi noi avevamo l'obbligo, il dovere come Stato di diritto, di intervenire sapendo che all'origine qualcuno ci stava prendendo in giro, quindi era inutile scaricare poi la responsabilità sui sindaci, sui territori. Sappiamo bene che anche lei, sindaco Bisato, ha dovuto subire quella situazione, però attenzione, ci sono anche sindaci, e lo ricordiamo, c'era il sindaco qui di Padova che era della Lega, che era intervenuto in maniera molto netta nei confronti di quelle istituzioni, e ci davano dei razzisti, gliene hanno detti di tutti i colori a Bitonci su quella questione della Prandina. E che cosa hanno fatto quei sindaci come Bitonci? Hanno chiesto ispezioni, interventi, tant'è che appunto nelle intercettazioni c'è anche questo fatto, no? Quindi cos'è che dava fastidio? Dava fastidio l'intervento che veniva chiesto da certi sindaci, che quindi erano in disaccordo con quella linea, affinché potessero entrare nelle strutture e controllare se effettivamente c'erano le condizioni igieniche, c'erano le condizioni umane per queste persone, affinché potessero rimanere lì. Ebbene, questi accertamenti venivano pilotati, perché qualcuno avvisava, spostatevi, andate da un'altra parte, eccetera, tant'è che poi ad esempio a Padova, con una serie infinita di esposti, di interventi e quant'altro, Padova è stato spostato perché probabilmente non ce la facevano a nascondere, non ce la facevano a nascondere i malefatti. Allora qual è il tema? Che anche in quei territori evidentemente bisognava forse agire ancora di più con controlli, e se oggi noi riusciamo a chiudere quei 2 centri lo facciamo perché la volontà politica di questo governo è diversa rispetto a quella del PD, e non perché noi siamo razzisti o non vogliamo aiutare le persone, perché le persone che possono rimanere qui e che devono essere aiutate vanno aiutate e devono essere integrate, però secondo delle regole. Non possiamo
far finta di niente e prendere in giro i cittadini. Integrati con le regole, e allora avvisato, c'è poi tutto questo problema dei privati, il problema dell'assistenza e accoglienza diffusa che fallisce, perché tanto quanto sindaci del Partito Democratico, sindaci della Lega, di altri partiti o liste civiche a un certo punto insomma, si sono riuniti dicendo non li vogliamo, non abbiamo le strutture. Sì, però il mancato controllo o il controllo pilotato. Riprendiamo un po' tutto, io apprezzo la moderazione dei toni del senatore Ostellari, però cerco di rimettere in fila anche un po' le cose che sono successe. Ad esempio, nel caso mio, io quasi auspicherei, perché probabilmente ci sono anch'io in qualche intercettazione, perché abitualmente, no ma lo dico come era il collega, succedeva anche a me, è successo che una volta abbiano inscenato una manifestazione in piazza, cioè lungo una strada, io ho chiamato il viceprefetto e ho richiesto con forza, prima di tutto dicendoglielo anche a loro, che io non ero disposto a parlarmi in strada dei problemi che loro avanzavano, che dovevano rientrare in struttura, e poi c'erano delle conseguenze anche per chi aizzava il popolo. Cioè, quindi attenzione anche qua, ecco, vedo che viene ripreso l'Hotel Paradiso, ma capite che io vorrei solo che fossero messe in fila le cose. Il 65% della riduzione degli arrivi, siccome in quota parte sono 3 mesi che governa il ministro Salvini, vorrà dire che è merito anche del ministro precedente, che si chiama Minniti e che ha fatto seguito al ministro Alfano. Io ho avuto modo di incontrarlo insieme ad altri colleghi, non parlarci direttamente. Alfano, anche Minniti, ma Alfano con una delegazione partita da Padova per capire quello che stava succedendo, perché stava già montando il caso Bagnoli. Il povero Cristo come Pandolfo, come Panfilio... Ti interrompo solo sui dati. Quello che ho detto prima, cioè sui sbarchi, 4.009, 2017, 1.400, 2018, è riferito solo a un mese, cioè quello di agosto. Per cui in agosto l'altro giorno i dati non c'entrano, voglio dire, le politiche la riduzione assoluta in termini di anno è in conseguenza anche dei mesi in cui io sto parlando di questo mese, agosto 2017, agosto 2018, meno 65%. Ma le riduzioni c'erano già state anche nei mesi precedenti. Sto parlando del mese. Sono andati tutti in Spagna, è oggettivo, perché sono 6.000 persone che sono arrivate in Spagna, 4 volte di più quello accolti in Italia. È giusto che anche gli altri, è giusto che anche gli altri paesi comincino a fare la loro parte. Cominciamo a dire una volta per tutte che il Partito Democratico era assolutamente a favore nel bloccare le partenze, se non ha la conseguenza diretta dell'attività fatta da Minniti, che è andato in Libia, ha preso accordi, anche lì si possono anche giudicare, perché è chiaro che lì non è che ci sia il massimo... C'erano 2 persone con cui prendere accordi, perché la Libia era divisa a metà. Speriamo di averle prese come persone. Le partenze si sono ridotte, però poi, diciamoci un'altra cosa. Minniti ha fatto l'ultimo passo, cioè, o meglio, l'unica attività utile che poteva fare, ma l'ha fatta alla fine di 5 anni di un governo che ha fatto... Allora, sì, però mi devi dire anche che prima evidentemente c'era un ministro, Alfano, un governo con Renzi che ha sbagliato. Cioè, non ho detto che sia stato fatto tutto perfettamente, certamente degli errori, ma prendere dei pezzettini e farli diventare verità non ci sto. Perché la verità... Stiamo analizzando la storia. Allora va analizzata tutta la storia, certo. Tutta. Siccome è proprio vivida, perché è successa 2 anni e mezzo fa, ce lo ricordiamo tutti, siamo gli attori principali di quella vicenda. Allora io capisco il sindaco Panfilio che dice che qualche esponente del PD magari è andato dentro a Conetta, gli hanno fatto vedere quello che hanno voluto fargli vedere e lui l'ha preso come buono, perché cosa poteva fare? Ma attenzione, noi già in quel momento, e ci sono delle affermazioni pubbliche, non ritenevamo l'accoglienza fatta su Bagnoli e su Cona da parte di quelle cooperative come qualcosa di fatto bene. Perché anche qua bisogna cominciare a distinguere la cooperativa che gestisce i profughi da me. Io sono sicurissimo, anche se non dovessero farmi vedere i bilanci, che non marginalizzano quasi nulla sull'attività che fanno. Perché so che c'è qualcuno che è all'apertura e chiusura per 24 ore e va pagato,
perché c'è qualcuno che insegna l'italiano e va pagato. Quanti ce ne sono da lei? Ce ne sono in questo momento una cinquantina, perché la riduzione... 50 a gestirne una montagna, quindi bisogna andare sotto. le condizioni questo è il punto, non si possono tenere 800 persone insieme. Anche più di 800, siamo arrivati a 1200. Quelle sono numeri, non sono persone, sono bestie. Cosa puoi fargli se non mantenerli tutti assieme lì in un bivacco? Ma non va bene, non va bene. Le convenzioni fatte dalle prefetture dicevano altre cose. Un altro conto è averne 4. Se un comune piccolissimo della provincia di Padova, senza nulla togliere e senza buttare la croce, si porta un pezzettino di peso, quel sindaco lì è in grado di sapere quanti respiri fanno quelle persone. Tutti disatto tranne il comune di Barbona, perché sappiamo che ce ne stanno forse 800 di abitanti. Comunque, posso dire una cosa, adesso noi dobbiamo andare in pubblicità, però anche sti francesi un po' hanno rotto le scatole, perché con queste primavere arabe, con questa storia di portare la democrazia, poi la democrazia ce la stiamo macinando noi. Torniamo dopo la pubblicità. Eccoci qui, siamo tornati in diretta. Allora, ci stiamo chiedendo, ma questi migranti sono una questione umanitaria o un grande affare, perché tra intercettazioni, COP e ci ricordiamo pure la terra di mezzo, perché anche quando c'è stato il fenomeno a Roma uno dice basta utilizzare i migranti perché con la droga, con la prostituzione non ci fai più gli affari. Ostellari, le persone, l'opinione pubblica si incattivisce anche davanti a situazioni come questa e poi avverte anche una situazione di incertezza, di instabilità e anche un po' di pericolo, perché adesso sono uscite le notizie che sono 50 migranti della nave 18 non si sa dove siano finiti, altri X non si sa dove siano finiti, anche in questo momento stiamo accogliendo, allora non riusciamo a gestire il problema o ci fidiamo di partner, forse non so, lo Stato Pontificio che non ci dà tante garanzie, cioè dobbiamo anche avere un partner che ci dia delle garanzie o no? Assolutamente sì, tant'è che appunto questi 50 dovevano, a parte che dovevano avere insomma, una battuta, dovevano essere in qualche modo essere stati ancora insomma, ostaggio di Salvini, perché se è stato indagato non si capisce come mai insomma, possono essere fuggiti, insomma, se erano in stato di arresto illegittimo. Perché comunque sono infinite, scusa la battuta, ma sì, sì. Il problema è che evidentemente lì quelle strutture non riescono a garantire sicurezza. Non vogliono rimanere qui? E quello, vogliono stare in Italia? Sì, è vero, parzialmente non vogliono rimanere qui. A qualcuno ovviamente fa comodo farli venire qui e gestirli qui, perché ovviamente è un flusso di denaro importante per ogni testa, per ogni numero, perché poi alla fine quello è. A nessuno gli interessa la storia umana e personale di queste persone che arrivano qui, interessa solamente che ad ognuno sono 35 euro di incasso e in qualche modo è un euro che entra nel bilancio di chi fino ad oggi ha fatto soldi sulla pelle di queste persone. Oggi quindi noi abbiamo il dovere di continuare su questa strada e mi pare che anche il popolo italiano se ne sia accorto dell'operazione. Dobbiamo intervenire a monte, impedire quindi il flusso continuo, accertare subito da lì chi può effettivamente venire da noi, chi ha il diritto di venire da noi e chi deve essere in qualche modo salvato da noi. Quindi un diritto sacrosanto che è un diritto diciamo umano, no? Universale in qualche modo riconosciuto, però il diritto universale riconosciuto all'uomo deve poi essere contemperato anche dal diritto e dalle regole che ci sono in ogni paese, in ogni Stato e che nel nostro devono essere rispettate. Noi dobbiamo garantire integrazione, ma la dobbiamo garantire però con un sistema adeguato, non quello gestito prima. Quello gestito prima è stato gestito così, ideato così, evidentemente da una politica incapace di poter pensare al domani. Noi l'avevamo detto, purtroppo l'avevamo detto, oggi si è verificato e al di là, ripeto, delle responsabilità che poi saranno accertate in capo a prefetti e a viceprefetti,
e ad altri operatori, oggi noi abbiamo il dovere di porre fine a quel flusso marcio nel senso di un sistema che ha gestito in malo modo. Com'è che si sono dileguati? Mi scusi, allora, io le chiedo 6 dileguati dopo lo sbarco il primo giorno, oggi si sono 2 dileguati il 2 settembre, 19 il 13 settembre, 13 il 5 settembre. Perché evidentemente sono andati altrove, sono andati tutti quanti a connettare, a trovare amici. Allora, io ho visto centinaia, non fuggivano. C'era un qualcosa che si sapeva e che non si diceva, che io ho denunciato in una conferenza stampa pubblica, ma devo dire che nel partito a governo e nemmeno i partiti di opposizione hanno voluto appoggiarmi. Qual è il problema? Le popolazioni che vengono al Corno d'Africa non hanno nessuna intenzione di rimanere qui. Cosa succedeva? Arrivavano a Kona, venivano rifocillate un giorno e poi partivano. Allora io mi sono accorto che a un certo momento i numeri delle presenze differivano da quelle effettivamente presenti alla base, e questo qual era il problema? Che se tu lavori con una convenzione tra l'altro firmata in ritardo e fatturi le presenze, guadagni anche da quelle che non ci sono. Che gli muore perché è il pensionato e continua a andare a riscuotere la pensione. Perché Pamphilio era solo quando gridava questo nel 2015? Perché nessuno è venuto a Kona, e qui devo dire anche i partiti di opposizione mai una volta mi hanno, diciamo così, aiutato in questo. Io denunciavo questo e questo era un illecito. A questo punto siamo arrivati ad oggi. Se si parla di questioni tecniche magari sono anche pronto ad intervenire, e ho spiegato la ragione che la loro volontà si chiamano tecnicamente fantasmi, sono sempre esistiti. Dunque questa è la ragione. Non voglio dire una cosa ampiamente risaputa, che una parte di quelli che non il problema è il famoso trattato di Dublino, che stabilisce che deve occuparsene lo Stato dove arrivano. Ma anche su questo, cioè, le distorsioni vanno colpite in maniera feroce, però cominciamo a dirci anche che adesso, siccome è arrivato al governo qualcuno che ha vinto le elezioni, c'è stata un'azione fortissima dal punto di vista comunicativo con "è finita la pacchia", e va bene, e fin là abbiamo capito che ha reso ancora di più in termini elettorali. Ma tutti quelli che sono qui, adesso io sono a chiedere da sindaco, si chiude Bagnoli, si chiude Kona, chiudete anche 90? Non ho capito perché io allora a questo punto devo portare più del peso sopportabile da altri. Cioè, bisogna che ci intendiamo, bisogna che cominciamo ad intenderci. Ognuno fa il proprio pezzo di responsabilità perché fa parte di uno Stato unitario, oppure siccome rende solo come dire, fare il rimbalzo propagandistico, basta intenderci. Cioè, io ho sempre agito da sindaco di una comunità civile che, pur non avendo richiesto per iscritto, se li è trovati dalla sera alla mattina e ha cominciato a fare le cose che facevano gli amministratori, compreso Pamphilio. Quando io sapevo di cose che non funzionavano, chiamavo la prefettura e dicevo: guarda che ce ne sono 2, proprio perché era un numero molto sovradimensionato per la mia popolazione, ma tutto sommato molto più gestibile dei 1200. Se uno si ubriacava nel parco, 1 tra 100 ci può anche stare, quello va preso per il bavero e portato da un'altra parte, rispedito a casa sua. Questo significa gestire le cose. Se invece si vuole fare propaganda, allora rende la propaganda. Bisato, non l'avete mai fatto. Ma come l'abbiamo mai fatto? Capisco la difficoltà. Vorrei che pubblicassero le intercettazioni anche Capisco le difficoltà che può avere il sindaco Bisato nel momento in cui rappresentante peraltro del PD, autorevole rappresentante del PD, e poi cosa fa? Gli va contro il proprio governo? No. Quindi capisco le sue difficoltà a spiegare, voglio dire, la gestione che ha avuto di questo problema nel suo comune, però oggi è evidente che abbiamo una linea completamente diversa dalla precedente. Se noi oggi cominciamo, senti, siamo qua al governo da 2 mesi e mezzo, cioè avete gestito per 5 anni una cosa di questo tipo, cioè mica la responsabilità sarà mica nostra adesso. Noi stiamo dicendo che vogliamo chiudere
che vogliamo trattenere qui le persone che possono e che debbono essere in qualche modo, hanno diritto a rimanere qua, gli altri devono essere rimpatriati. In più abbiamo detto, e lo stiamo facendo, dobbiamo fermare il flusso di entrata. Okay? Su questo siamo d'accordo. Poi Panfilio, sindaci come Panfilio, ovviamente adesso è facile anche, voglio dire, rappresentare la propria attività politica che si è avuto, insomma, in questi anni, ma io ricordo bene insomma, le varie parti politiche, cioè, la Lega ha sempre detto la stessa cosa in relazione a questo tema, quindi che sia stata presente alla sua conferenza stampa o che abbia appoggiato la sua conferenza stampa, adesso io questo non lo so, ma che il partito, io ho fatto anche il segretario provinciale Padova, quindi non c'entro con la sua zona, ma ricordo bene che, voglio dire, la linea era unica, quindi io non ho ricordi diversi e da questo punto di vista va riconosciuta anche la coerenza per quanto ci riguarda, insomma, su questo tema. Allora, richieste pendenti al 5/6/2018 131.746, stiamo parlando di dati dell'accoglienza, richieste pendenti al 31/08/2018 123.388, decisioni adottate tra il 5 luglio e il 31 agosto del 2018 sono state 14.367, tra status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria. Attenzione, dal 1 gennaio al 31 agosto 2018 i denegati, cioè coloro ai quali è stato detto no, non puoi restare, sono 34.609, denegati al 5-7 luglio, insomma, di quest'anno al 31 luglio 8.147, irreperibili 4.858 persone. Anche su questo bisogna lavorare, perché questi denegati sono persone che non hanno titolo di rimanere e non avendo titolo di rimanere bisogna che vadano a casa. Come si fa? Devono andare a casa, quindi dobbiamo... Dove li mandiamo? Perché c'è chi dice non c'hanno più lo Stato, non c'è più una patria, non sappiamo con chi interloquire. Dove li mandiamo? In Libia, che magari adesso c'è una situazione politica complicata? Certo, dove li mandiamo? Va accertato intanto da dove arrivano. Noi abbiamo anche le commissioni che erano state istituite dal governo precedente, non erano nemmeno in grado di sapere la persona X, Y, Z da dove arrivava, perché a parte le false dichiarazioni, certo, abito nel deserto, uno dice, addirittura sugli anni di nascita di queste persone non c'era chiarezza, per cui la difficoltà era impressionante. Lo è tutt'oggi, ma credo che fosse assolutamente inaccettabile, e sia inaccettabile che una commissione ci debba mettere 2 anni per mandare avanti una pratica per sapere se quella persona ha diritto o meno di stare qui. E nel frattempo poi dopo può fare appello, ricorso, ci sono situazioni un po' complicate. Allora Panfilio, cosa ne pensa lei del braccio di ferro che c'è stato tra l'Europa, che non ha portato tutto sommato a nulla, e l'Italia in quel momento in cui si sono bloccate le navi? Hanno ceduto l'Albania, che non fa parte dell'Unione Europea, la Chiesa Cattolica, che insomma un po' se li perde di qua e di là, e l'Irlanda. Anche davanti a questo l'opinione pubblica si interroga, perché se siamo in Europa le regole ad esempio sono valide per tutti. Che sensazione ha lei? Questi qui davvero se ne vogliono poi andare? Lei che c'è entrato nei paesi del nord Europa, li trattano meglio? Abbiamo ancora un'ora di trasmissione? Magari. Bene, allora è difficile dare una risposta, però cerco di partire da quello che si faceva nel 2015. Si lavorava in Europa per ottenere dei risultati? Il governo Renzi no, aveva altri obiettivi, aveva la flessibilità in mente e non agiva per cercare... Beh, insomma, cerco di semplificare, purtroppo il tempo è quello che è. Non c'era quell'obiettivo, non si trovavano alleati e non si è costruito nulla. Oggi sta succedendo la stessa cosa al contrario, cioè nemmeno i partiti oggi al governo stanno cercando alleati in Europa per la risoluzione, perché invitare qui il rappresentante di filo spinato ungherese non risolve la questione. Orban. Esatto. Chi dovremmo invitare? No. Io dico che io ho solo detto che quel signore lì in Europa, se lo mettiamo il re d'Europa, non risolve la questione, perché è molto complessa. Lei invece come risolve la questione? Senatore, le sue parole non sono quelle di Orban, lei non assomiglia ad Orban, se ne faccia una ragione, lei non assomiglia a Orban, lei ha parlato in maniera civile, assolutamente, guardate, allora lasciamo stare, io dico che quella questione lì, Orban è un leader europeo, dunque dal mio punto di vista
con la sua politica non si riuscirà a divenire a una soluzione condivisa, questo sto dicendo, perché è divisivo. Cioè lei dice che Salvini si sia rivolto a quelli che stanno facendo delle problematiche tipo la Polonia, Daniela, io non dico questo, io sto analizzando le azioni politiche dei leader. Arriviamo... Sì, ma non si capisce lei qual è il suo pensiero, cioè, che cosa vuole dire. Cioè è sbagliato intervenire se vamos a parlare con Orban, che è quello che non ha mai accolto. La soluzione del problema sta nelle alleanze. E invece, scusami, i francesi invece hanno sempre accolto... Non ho detto questo, non lo voglio nemmeno dire, anzi... I francesi... sono dei responsabili. Sono dei responsabili. La Germania ha fatto sempre il proprio dovere? Volevo... La domanda... La Germania ha fatto bene il proprio dovere, poi a un certo punto ha fatto qual è la differenza? Ha fatto la marcia indietro quando la cancelliera Merkel il sistema tedesco lo conosco piuttosto bene. Allora io devo andare in pubblicità, allora bisogna interloquire con le persone giuste, e le persone giuste quali sono? Questo è un gran problema, perché in Europa c'è chi si prende tutti i fondi e tutti i finanziamenti, però quando si parla poi di accoglienza chiudono la porta e scaricano il problema sui dannati paesi del trattato di Dublino 1-2, perché poi dopo subito varie evoluzioni. Noi torniamo dopo la pubblicità, a dopo. Eccoci qui ancora in diretta, questione umanitaria, grande affare, finora, fin qui la sensazione è che sia un grande affare, perché il business che gira attorno ai migranti, perché non dobbiamo dire immigrati, essi sono proprio migranti, non dobbiamo sbagliare il termine, è veramente importante. Bisato, ieri c'è stata questa importante riunione di questi prefetti, si parla di accoglienza diffusa, cioè, insomma, per ogni provincia ci dovrà essere un certo numero di migranti accolti, e poi si è ripetuto sulla questione del finanziamento, come propone Salvini, passare a 25 euro per migrante, quindi dice danno anche meno soldi, probabilmente forse si elimineranno anche quelle coop malfidate che magari insomma, pensano davvero di lucrare, perché alla fine abbiamo sentito passare da 3 euro a 6 euro per il pasto, questi conti un po', scusate il termine della serva, proprio miseri. Perché bisogna controllare, io non ho mai detto che funzionasse tutto a meraviglia, cioè chi è deputato a fare le gare va anche detto che all'inizio non aveva strumenti perché era una assoluta novità, poi ha cominciato a confrontarsi con altre prefetture, hanno introdotto su richiesta che avevamo avanzato anche noi come partito presentando delle istanze dirette, come dire, un riferimento, ad esempio quando cercavano posti, la prefettura a un certo punto doveva recuperare posti, che indicasse nel bando che dovevano essere i comuni che già non accoglievano, così per escludere Cona, anche se era fuori provincia, Bagnoli e altri. Cioè, se si vuole affrontare il tema, lo si risolve. Il dire che ci sono le quote provinciali, era già in atto questa cosa qui, solo che ne arrivavano tantissimi, e quindi non c'era modo di, come dire, di direttamente affrontare il tema. La mattina dopo bisognava già risolvere altri 150 arrivi del giorno prima, e su questo ci lucravano i soliti. Noi avevamo, cioè, attenzione qua, ho la coscienza a postissimo, politicamente sono stati fatti degli errori, probabilmente sì, ne indico uno. Il ministro Maroni, con un'altra emergenza, l'aveva trattata in maniera emergenziale e quindi aveva imposto ai comuni l'accoglienza. Era un'altra, scusami. Ha imposto ai comuni l'accoglienza, accogliendo i comuni. Ma i numeri erano significativi anche all'epoca. Ha regolarizzato 1 milione di stranieri. No, siccome stiamo parlando di 200.000. No, ma non, guardate che stiamo parlando di una cosa diversa. Il sindaco mi può essere buon testimone, stiamo parlando di una cosa diversa. Sto parlando dell'accoglienza, non della regolarizzazione. Stiamo parlando di tutt'altra questione relativa all'accoglienza di una emergenza specifica, cosa che invece non è stato purtroppo in questi 5 anni. In questi 5 anni voi avete gestito quello che è chiamato un fenomeno migratorio
ma non è un fenomeno migratorio questo, perché parlare di migrante allora, significa di dare... economici a questo punto. È diverso, perché il migrante potrebbe essere anche il pellegrino. Invece in questo caso il migrante diventa un migrante economico non tanto forse per se stesso quanto per quello che lo imbarca, lo fa andare nel paese complice. Aspetta che dopo dopo parli tu. Siete stati bravi. Vai nel paese complice, tra virgolette, perché ti permette di farli sbarcare tutti, e l'Italia fino ad oggi è stato così. Peraltro non sappiamo mai da dove arrivano, perché non è che arrivano ovviamente dalla punta settentrionale dell'Africa, arrivano da altri paesi gestiti da bande di malavitosi, e quindi tutta quella situazione là l'avete gestita voi in questo modo. Quella di Maroni era tutt'altra cosa, era una cosa limitata, era una cosa pensata, ed era una cosa ovviamente che ha avuto una ricaduta sui comuni e non ha causato il disastro che avete causato voi, perché quella questione anche relativa ai numeri da attribuire per provincia e quindi per comune, lo sapete bene, lo sai bene anche tu, che la maggioranza di tutti i comuni, di tutti i sindaci dei comuni, anche dei nostri territori, dicevano no. E dicevano no perché non avevano le strutture, non avevano la possibilità di gestirli. Dicendo no, in provincia di Venezia sono andati tutti dal signore qui di fianco. Non è la Dicendo di no, in provincia di Padova sono andati quasi tutti al Bagnoli. Non è dei sindaci, la colpa è di chi governava questo paese, la colpa è vostra, non è dei sindaci. No, nessuno di noi ha alzato la mano. La colpa è della politica, L'unica non è dei persona sindaci. che ha detto a un certo momento della storia che il sindaco Panfiglio non aveva responsabilità è stato il prefetto Boffi. Non è che ci fosse i cori Panfiglio colpevole, ma c'era un silenzio totale. Allora, adesso però poi... scusami, non posso mai finire un ragionamento. No, ho capito, ma non riesco a finire, ma voglio lo comincio, altrimenti certo, poi la signora mi taglia la parola e non ho detto assolutamente nulla. Io sto dicendo, io sto facendo delle fotografie della storia, di fatto è così. Anche quando è venuto un esponente della prefettura a Cona, non l'ha detto esplicitamente, gliel'abbiamo imposto, e su questo si sono costruite delle presunte responsabilità. Oggi escono le intercettazioni, grazie a Dio. Quindi ha avuto anche problemi con i suoi cittadini, con i suoi elettori? I miei cittadini hanno gridato in piazza davanti a me, perché io andavo in piazza tutti i giorni quasi, venduto. Io ho avuto il coro di venduto in piazza, e ci sono stati, io sono stato linciato dai profili Facebook, io sono stato linciato, da questo punto di vista è storia, però io voglio arrivare ad oggi. E per fortuna abbiamo qui un esponente importante della Lega che è senatore e fa parte della Commissione. Presidente della Commissione Giustizia. Assolutamente sì. La soluzione ad oggi noi dobbiamo, con tutto quello che è successo, ribaltarla, sederci allo stesso tavolo e con le nostre competenze riuscire a risolverla. Io non voglio più rimanere a discutere che quella volta è venuto, che quel assessore ha detto che era colpa di Panfiglio. No, io sono disposto a perdonare tutti e a lavorare per risolvere. Beh, insomma, se lì dalla scarpa Panfiglio se li è tolti, situazione calata dall'alto alla quale lei non ha potuto dire di no. Per tutti? Per tutti. No, per tutti, anche, guardo, lei in quanto sindaco, Poi c'era chi diceva no e manifestava il no, e c'era chi in qualche modo, anche lei Panfiglio, ma lo ricordo così senza, ripeto, attribuire responsabilità, e va benissimo il discorso, come dire, adesso ragioniamo su quello che dobbiamo fare, no? Ma è chiaro che il ragionamento su quello che dobbiamo fare deve avere un'origine ben precisa, cioè che cosa voglio arrivare a fare e come voglio gestire questo fenomeno. Allora, se siamo d'accordo, benissimo, però all'epoca, quando si manifestava contro Bagnoli, ricordo in particolare perché era nel mio territorio, adesso lì io ripeto non c'ero. Nessuna manifestazione a Cona. Quando si manifestava contro, adesso me lo dica lei se sbaglio io, ma mi pare di ricordare che lei forse
aveva manifestato in qualche modo un atteggiamento di perplessità in relazione a noi della Lega che dicevamo non si può cavalcare la protesta e quant'altro. Bene, allora adesso lei magari se specifica questo meglio. Ma specifico ecco, cosa non va bene? Noi chiaramente partavamo da quel presupposto e da quell'iniziativa politica, eravamo all'opposizione e facevamo in quel modo politica. E oggi, visto che siamo al governo, abbiamo il dovere... Dirò una cosa forte, sa l'unica cosa che non piaceva a quei signori, che io non offendevo e non ho mai offeso e non ho mai maltrattato una persona che è più in difficoltà di me. Tutto questo, no, nemmeno noi, me lo dica... Io ribadisco quello che ho detto prima. Apprezzo il profilo istituzionale del senatore Ostellari. Ma è già la terza volta quindi è in premessa, ma è importante, in premessa, faccio veloce, so che dobbiamo andare a chiudere, dovete andare a chiudere. La premessa fondamentale è, anche prima ha detto, le commissioni velocemente devono stabilire se sono migranti economici o se hanno lo status di rifugiati politici. Allora torniamo con la mente a quei giorni. Stabilito e fatto la premessa che non dovevano partire, che non avrebbero dovuto, ma c'erano in questo territorio, sì o no? Non c'era qualche migliaia di persone da dargli da mangiare e da far dormire? Dove li mettevamo? Questo era il punto, questo è il punto che non trattiamo mai. I dati, non quelli della Lega, dicevano che il 90% di quelle persone che venivano esaminate dovevano essere rimpatriate. Ma in quei giorni dove li si metteva? Bisognava però dire... non andavano a Bagnoli, impropriamente andavano a Bagnoli. Li avete tenuti qua. A Bagnoli adesso è stato fatto le modalità li avete tenuti qua. È stato fatto un bando, anche adesso è inutile che si dica che si spende 20 euro. Li avete tenuti qua. 20 euro si spendono già adesso a Bagnoli con una cooperativa della Sicilia che non ha ancora avuto la possibilità di operare perché ha fatto ricorso la EDECO di Borile. A 21 euro così a 20... col dito richiama prima di Borile, sindaco, dai, richiama prima di Borile. Io devo andare in chiusura assolutamente. Non c'entro, dica Pamphilio perché poi dopo era richiamo, ma se andiamo d'amore d'accordo su questo argomento qua. Siamo stati tutti bravi. Allora, argomento molto complicato e spinoso, vediamo cosa si può fare. Io ringrazio davvero molto il senatore Andrea Ostellari, il senatore della Lega Nord. Grazie a voi, grazie. Grazie davvero molto ad Alberto Pamphilio, sindaco di Cona Venezia. A voi. E non creda a tutti questi profili Facebook che sono insomma gente che ha tempo anche tanto da perdere. E ringrazio davvero molto Alessandro Bizzato, segretario del Partito Democratico del Veneto. Come sempre noi torniamo domani, arrivederci. Buona giornata, saluti.